Il ministro che sta cercando di attuare l'autonomia differenziata ha chiesto e ottenuto di impugnare davanti alla Corte Costituzionale una legge della Regione Veneto che cercava di anticipare l'autonomia tributaria. Si tratta di un paradosso. La notizia è che ieri sera il Consiglio dei Ministri, su proposta di Roberto Calderoli, competente non solo per l'autonomia ma anche per gli affari regionali, ha impugnato la legge veneta numero 30 del 2022, e cioè la legge di stabilità, ed è l'unica legge di stabilità tra tutte quelle esaminate ieri che Palazzo Chigi ha contestato, decidendo di andare davanti alla consulta. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Oggi è venerdì 17 febbraio 2023. La prima notizia del giorno riguarda il conflitto di poteri, il governo che decide di impugnare il bilancio del Veneto. La regione reclamava l'IRAP e l'IRPEF recuperate dall'Agenzia delle Entrate, e questo è il primo stop del ministro Calderoli. La legge di stabilità finirà alla consulta. Il Veneto, la regione guidata da Luca Zaia, non ha nessuna intenzione di mollare, deciderà quindi la Corte Costituzionale. L'articolo della legge impugnato, leggiamo sul Gazzettino di oggi, è il numero 10 della legge di stabilità, riguarda i tributi. 30 milioni di euro che il Veneto contava di recuperare all'anno. La norma puntava infatti ad anticipare gli effetti in materia tributaria della riforma autonomista. La notizia sul Gazzettino di oggi, ma anche sui quotidiani del gruppo Gedi, con un altro titolo: il governo su richiesta di Calderoli impugna la legge di stabilità del Veneto. I motivi riguardano la copertura finanziaria e il contrasto alla normativa statale per l'armonizzazione dei bilanci pubblici. La decisione ieri in Consiglio dei Ministri. Soltanto oggi, scrive Laura Berlinghieri, si sapranno le ragioni specifiche di questa clamorosa decisione. Nel frattempo, fratelli coltelli, verrebbe da dire. La notizia è duplice: da un lato che il Consiglio dei Ministri, tra le 21 leggi di bilancio delle regioni, delle province autonome italiane, ha scelto di impugnare soltanto quella della regione Veneto, e ovviamente la seconda notizia è che l'impugnazione viene proposta proprio da quel Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali, figura già indicata dal presidente veneto Luca Zaia come l'uomo che porterà l'autonomia. Per il momento invece ha condotto soltanto all'impugnazione della legge regionale di stabilità. Vedremo come proseguirà questa vicenda e come poi andrà a finire. Naturalmente l'ultima parola spetta alla Corte Costituzionale. Nel frattempo, per il momento, la regione non commenta, ma naturalmente sono attesi in giornata sia da un lato le motivazioni e le ragioni specifiche dell'impugnazione, e anche poi una pioggia di commenti. Voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. I quotidiani del gruppo Gedi potrebbero essere coinvolti in una vendita. Si parla delle testate del gruppo Gedi del Nord-Est, tra le quali il Mattino di Padova, la Nuova di Venezia, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi. Sale quindi la preoccupazione a Nord-Est per la cessione delle testate Gedi. Dalla CGIL alla Lega Nord, da Bonaccini a Martella, reazioni allarmate alla comunicazione che i quotidiani di Veneto e Friuli Venezia Giulia potrebbero passare di mano. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi. L'ordine dei giornalisti dice: non si deve indebolire il panorama informativo regionale. Ci sono una serie di dichiarazioni a partire appunto dalla CGIL, con la Tiziana Basso, segretaria generale del Veneto, che dice: la CGIL del Veneto è al fianco delle giornaliste, dei giornalisti, dei tipografi, dei grafici, di tutte le lavoratrici e lavoratori del gruppo Gedi. Quelle testate
sono un patrimonio di libera informazione e di professionalità per l'intero territorio veneto, hanno sempre seguito con attenzione il mondo del lavoro, raccontandone vicissitudini e speranze e attribuendogli protagonismo. È fondamentale che questa ormai lunga storia non si interrompa e che in un settore come quello dell'editoria, tra i più colpiti dal fenomeno della precarietà e della questione salariale, non ci sia un ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro. La libertà dell'informazione è direttamente proporzionale alla qualità della nostra democrazia. Parla poi il sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini. C'è l'intervento del consigliere regionale della Lega Marco Dolfin, ma anche di Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, e poi naturalmente l'ordine dei giornalisti del Veneto, Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Partito Democratico, e ancora i consiglieri, il gruppo regionale del Partito Democratico con la consigliera regionale Vanessa Camani, il segretario regionale del PD Andrea Martella e le segreterie nazionali dei sindacati SLC, CGL, Fistel, CISL, Wilcom, Will, e poi ancora il candidato sindaco a Treviso del Terzo Polo Nicolò Rocco, il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, tutti preoccupati per la possibile cessione delle testate del gruppo Gedi in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina e sulle pagine invece del Gazzettino di oggi troviamo una notizia ancora relativa a Eraclea e al processo ai casalesi di Eraclea. Ricorderete come nei giorni scorsi, rilasciato dal carcere e ritornando a casa, il principale indagato, insomma la figura chiave di questa inchiesta, Luciano Donadio, con il figlio sono tornati a casa e sono stati accolti da fuochi d'artificio. Allora leggiamo la notizia sul Gazzettino: botti per il ritorno del boss, soltanto una multa da 50 euro. Il comune di Eraclea ha applicato la sanzione massima prevista dal codice. Il sindaco dice l'importante è far capire che siamo dalla parte della legalità. Insomma, rispetto a tutto il procedimento in corso, la multa rappresenta naturalmente davvero poca cosa, però per l'amministrazione comunale si tratta ugualmente, questo è quello che dicono, di un segnale, e per il futuro non è nemmeno escluso che ci siano altri provvedimenti, visto che i carabinieri hanno già inviato una relazione in procura dove si stanno valutando altre eventuali violazioni. In ogni caso, ieri è stata notificata la sanzione amministrativa a chi 10 giorni fa ha acceso i fuochi d'artificio dopo il ritorno a casa di Luciano Donadio e del figlio Adriano, usciti dal carcere dopo quasi 4 anni di custodia cautelare. Si tratta di una multa di appena 50 euro, come abbiamo detto, il massimo previsto secondo il regolamento per l'accensione di fuochi d'artificio senza autorizzazioni comunali. L'articolo di Giuseppe Babbo sul Gazzettino di oggi. Chiudiamo con alcune notizie flash. In Consiglio dei Ministri, oltre all'impugnazione della legge di stabilità del Veneto, ieri è stata decisa anche la stretta al super bonus. Ora i lavori si pagano, le imprese naturalmente sono in rivolta, addio allo sconto in fattura e al trasferimento dei crediti. In particolare vietata la cessione dei crediti a enti, comuni e regioni. In questo modo sono stati congelati 1,4 miliardi di euro in Veneto. Molte amministrazioni come la provincia di Treviso avevano già deciso di acquistare dalle banche parte delle somme incagliate. Secondo la Confartigianato del Veneto, così il governo mette a rischio migliaia di aziende, e l'ANCE, l'associazione dei costruttori, dice che in questo modo la crisi è stata sottovalutata. Insomma, naturalmente le imprese sono sul piede di guerra per la fine del superbonus decisa ieri in Consiglio dei Ministri. In Parlamento invece ieri è stato approvato un ordine del giorno al decreto ONG in cui si chiede un approccio più sistemico e globale alla gestione dei flussi migratori, a partire dalla reistituzione del tavolo di coordinamento nazionale con amministrazioni locali e regionali, istituito nel 2015 e dismesso da Salvini. A presentare e a ottenere l'approvazione di questo ordine del giorno è stata Rachele Scarpa, deputata trevigiana del Partito Democratico. Il governo si è impegnato a valorizzare le sedi di concertazione interistituzionale per quanto riguarda la gestione appunto dei flussi migratori.
Vigileremo su questo impegno, dice Rachele Scarpa, consci che non è assolutamente sufficiente e che il decreto ONG è in sé l'emblema dell'approccio cinico e inefficace del governo alla gestione dei flussi. Infine, l'ultima notizia di oggi: continuano gli scontri all'interno della Lega Nord nella stagione dei congressi al veleno. Leggiamo di un esposto denuncia in procura a Belluno e scontro sui tesseramenti last minute. A presentare l'esposto è stata Marianna Hofer, sindaca di Valle di Cadore. Ora si teme l'effetto domino. Il retroscena di Filippo Tosato sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi racconta il conflitto ormai oltre la soglia d'attenzione all'interno di quello che è il partito più vecchio d'Italia, la Lega oggi di Matteo Salvini, il partito che governa il Veneto da ormai 30 anni, prima in coalizione a sostegno della giunta Galan, ora con le ormai 3 giunte Zaia, con l'ipotesi addirittura di un quarto mandato del presidente più anziano in termini di legislature di tutta Italia. Con questo concludiamo la rassegna stampa di oggi. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.